Con mister Mauro Zini al termine di questo 3-3 a Grosseto, una bella prestazione del Montebello che guadagna un punticino sul Monza sconfitto. Soddisfatti della prestazione? Sì, adesso posso dire soddisfatto, partiamo sempre come sempre per fare i 3 punti. Posso dire senza nulla togliere al mio amico Achilli che forse qualcosina in più l'abbiamo creato anche noi, siamo stati un po' imprecisi sotto porta e dall'altra parte siamo stati anche un po' infortunati soprattutto alla fine con il palo che ci ha salvato e che ha salvato il risultato. Comunque complessivamente posso dire bravi ai ragazzi, abbiamo sviluppato una buona prestazione, adesso comunque dobbiamo essere concentrati sulle prossime partite che ci permettono di fare quel saltino di qualità che ci aspettiamo tutti. Ecco, diciamo, io ho anticipato un po' dalla classifica, squadra comunque giovane, questa sera ha fatto vedere che nella rapidità ha un'arma importante e in chiave finale di stagione il piazzamento playoff a questo punto è quello da tenere d'occhio. Ci guardiamo sempre alle spalle, ma a me guardare dietro non piace tanto, mi piace guardare in avanti, quindi sicuramente la nostra mira è su chi ci precede. Sono convinto che abbiamo perso dei punti per strada, le ultime partite abbiamo portato a casa 3 punticini che vanno bene per allungarci un po' da quelle dietro, però il nostro obiettivo, e penso che ce lo meritiamo per la stagione che abbiamo fatto, è arrivare a questi sperati playoff. Allora, la ringrazio, complimenti per il risultato di questa sera, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie mille Crepi.